che cosa sei, che cosa sei. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi l'editorialista del Tempo, Roberto Arditti, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Roberto? Eccomi qua, buongiorno. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Dunque, ovviamente non possiamo non affrontare, diciamo, il macro tema giustizia, per semplificare, che si arriva alla fine di una settimana, secondo me molto interessante, perché è una settimana che ha messo in discussione delle certezze, diciamo, storiche della bolla, diciamo, mainstream nel senso più deteriore, no? Quella avvitata attorno allo status quo, ma ci arriveremo. Partirei però dal tuo editoriale di oggi sul Tempo, che è in realtà è un pezzo di pura cronaca, ma lo dico nel senso migliore del termine, no? Perché è una cronologia. Tu metti in fila 3 fatti e, come tutta la cronaca quando è sviscerata davvero, è più efficace del commento, no? Io cito solo i 3 fatti e poi ovviamente ti lascio illustrare il filo conduttore. Primo fatto: il 10 aprile 2025 la Camera dei Deputati approva il disegno di legge di riforma dei poteri della Corte dei Conti. Secondo fatto: il 29 ottobre, pochi giorni fa, la sezione centrale di controllo della Corte dei Conti nega la registrazione della delibera CIPES sul ponte sullo stretto di Messina. Terzo fatto: il disegno di legge di cui sopra è all'esame del Senato per l'approvazione definitiva. Cosa ci racconta questa cronologia? Insomma, ci racconta due cose, secondo me. La prima è questa: la dialettica tra i poteri dello Stato in democrazia è una dialettica anche aspra, e cioè i poteri dello Stato si confrontano tra loro fuori da ogni visione letteraria o edulcorata, e si confrontano ognuno facendo leva su tutte le forze di cui dispone. E allora in Parlamento c'è un disegno di legge che è vicino all'approvazione definitiva, forse già entro l'anno o al massimo nei primissimi mesi del nuovo anno, che ridefinisce i poteri della Corte dei Conti, che rimane intatta nel suo prestigio, ma certamente ne esce ridimensionata nel suo potere, dove, per capirci e non farla troppo complicata, anche se ovviamente le questioni tecniche poi sono molto più complesse, sostanzialmente la Corte dei Conti perde una parte della sua funzione di verifica ex post e anche di sanzione o di possibilità di sanzionare, e diventa qualcosa di più simile a un organismo consultivo nella parte di avvio della procedura. Adesso io non sono un esperto di diritto amministrativo, però insomma si capisce la differenza tra giudicare dopo Certo. o no, ecco. Questo schema qua non è, e ci sono le dichiarazioni pubbliche che lo dicono apertamente, e lo riporto anche nel mio articolo di oggi, questa riforma, che è voluta dal Parlamento, quindi dalla maggioranza di centrodestra, quindi dal governo, non piace agli organismi ufficiali dell'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti, che l'hanno criticata. Quindi diciamo, io metto in fila il fatto che tra l'approvazione alla Camera e quella al Senato, la Corte dei Conti decide uno stop che non sarà definitivo, ma che certamente complica la vita al percorso sulla più importante opera pubblica italiana, diciamo dalla costruzione dell'alta velocità in poi, che era 30 anni fa. Per carità, poi ognuno giudichi, ma la sequenza temporale delle cose è questa, e su questo qua non c'è da discutere, perché Camera in primavera, bocciatura del ponte adesso, approvazione finale forse entro la fine dell'anno, e poi ognuno si faccia un'idea. Certo, noi non abbiamo nessuna evidenza di un collegamento, perché non ci potrebbe neanche essere formalmente, tra la decisione sul ponte e la nuova legge. Dopodiché le date sono quelle e ognuno valuti.
Certo, sì, sì, diciamo che le date parlano e poi nel come dire, nel cosmo anche politico esiste la categoria della coincidenza che però, come Eh, dire, no, uno che insomma ne sapeva un filo di politica, no, il divo Giulio, come dire, tendeva a sminuire. Ma comunque al di là di questo volevo chiedere un'altra cosa che, come dire, è un fatto, no, è formale, quindi su cui si può riflettere. Le motivazioni dello stop della Corte dei Conti saranno rese note tra 30 giorni, no? sì. Primo elemento. Secondo elemento, pare che tra i rilievi formali espressi i togati lamentassero che ci fossero allegati dei link con la documentazione, no, richiesta al posto di incartamenti. Cioè, cosa ti volevo chiedere? Questi, al di là di come la si pensi sulla riforma della Corte dei Conti, ma questi diciamo riti, questi interstizi del deep state non sono drammaticamente anacronistici, cioè qui è coinvolta una società quotata in borsa, no? Potenziali centinaia e centinaia di posti di lavoro. Siamo nel 2025 e un mese per aspettare le motivazioni e sono un problema i link. Non c'è qualcosa che stride in tutto questo? Ma io la metterei in questi termini. Sì, c'è qualcosa che stride, naturalmente gli organismi di controllo con una loro indipendenza tecnica, giuridica e così via sono importanti in democrazia, perché sennò allora Assolutamente. dovremmo accedere all'idea che nessuno deve controllare nessuno e questo non ci piace, per carità. Dall'altra parte bisogna anche essere onesti. Il decisore politico-istituzionale e governativo, per intenderci, ma vale anche negli ultimi 2 o 3 decenni, si è lasciato imbrigliare e in molti casi ha votato norme in Parlamento che hanno costruito una imponente ragnatela di sistemi di controllo di ogni genere intorno alle decisioni che colpo dopo colpo hanno ridimensionato in modo clamoroso il potere di decidere in sede politico-istituzionale. Ecco, mi verrebbe da dire chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché l'intero sistema della decisione in democrazia, in Europa in particolare, negli ultimi anni si è messa in queste condizioni. C'è un fatto molto visibile che ci dimostra l'enorme evoluzione in questo senso. Come avrai notato anche tu, Giovanni, ma l'hanno notato tutti quelli che guardano le cose con un po' di intelligenza, il presidente degli Stati Uniti ha eletto a momento topico della sua giornata da capo dell'amministrazione federale americana la firma di quegli ordini esecutivi che Trump firma con quel pennarellone colorato e poi regala a quelli che sono lì nello studio ovale, no? Assolutamente. Quegli ordini esecutivi, anche qui senza farla troppo complicata, nella più parte dei casi sono nell'ordinamento americano una decisione presidenziale che tra l'altro di solito sta in 1 o 2 pagine che tenta, non sempre con successo, a volte sì, ma a volte anche no, di bypassare la montagna di altre regole che nel frattempo anche il sistema americano tra Stato federale, Stati nazionali e così via ha costruito. E infatti Trump alla fine fa questa scena dell'ordine esecutivo del presidente quasi tutti i giorni quando è in America, perché c'è una infinità di temi sui quali il presidente da più grande potenza al mondo deve bypassare la montagna di sentenze, regole, leggi di un singolo Stato, federali o pronunciamenti dell'autorità, eccetera, eccetera, che rendono complicatissimo decidere qualunque cosa. È un tema in democrazia, un tema molto serio, clamorosamente serio e anche clamorosamente sottovalutato, secondo me. Sì, certo, pone un tema anche, diciamo, sulla competitività della democrazia rispetto ai sistemi autocratici, verso cui ovviamente nessuno vuole andare, ma proprio per questo non si può neanche avere un gap, diciamo, alla radice, ecco. Ma certo, anche perché poi Giovanni, quello che succede molto spesso è che finisce che chi è governato per un certo numero di anni, quando torna agli elettori, la volta successiva, il rimprovero che si sente fare più frequentemente è «Ah vabbè, avete governato, non è cambiato niente», no? Cioè, Certo, nella montagna. Adesso parliamo un attimo del ponte.
Io vorrei ricordare che la Repubblica Italiana, di cui siamo cittadini, ha indetto e aggiudicato una gara europea per la realizzazione del ponte più di 20 anni fa. Incredibile. Governo Berlusconi del 2001, Pietro Lunardi, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Cioè noi abbiamo deciso con una gara e un vincitore della gara di costruire il ponte. Se non ricordo male, l'aggiudicazione della gara è del 2004, e se non è il 2004 è l'anno prima o l'anno dopo, ma insomma è così. Quindi la Repubblica Italiana ha aggiudicato una gara per fare un'opera e 21 anni dopo l'aggiudicazione della gara siamo ancora qui a discutere della mancata registrazione della Corte dei Conti. Rendiamoci conto, no? Questo, come dire, sì, è la fotografia definitiva. Ma rimanendo sul ponte, che giustamente fai notare tu, poi c'è anche il merito dell'opera, no? Che non è l'ultima certo. delle opere. A me ha stupito questo cortocircuito, volevo chiederti se condividi ed eventualmente come te lo spieghi. Cioè, proprio un certo mainstream, anche progressista, che ha sempre, diciamo, innalzato il lamento sul sottosviluppo del meridione, lamento anche fondato, però spesso, come dire, declinato magari in modo retorico, ma sul paese a due velocità, tutta quella retorica lì, adesso si oppone a un'opera che oggettivamente, non dico che risolve alla radice, ma colma parte, no, di questo gap tra le due parti del paese. Come è possibile questo cortocircuito? Secondo me è possibile per una ragione semplice e anche essenzialmente di tipo politico. Il ponte nella prima versione, lasciamo stare il dibattito degli anni 70 e 80 sul ponte, che pure ci fu, e ancora prima. Tra l'altro, nelle mie piccole verifiche in sede storica, ho anche scoperto che della possibilità di congiungere Calabria e Sicilia col ponte si parla anche negli atti parlamentari subito dopo l'unità d'Italia nel 1870, diciamo da quando Roma diventa capitale. Cioè in Italia è 160 anni che discutiamo di fare questo ponte. Ci si pensava anche nel 1870. Ma poi il ponte diventa un emblema della stagione di governo, prima di Berlusconi e poi di quella Meloni e in particolare Salvini. Certo. Allora questa condizione, secondo me, da sola fa scattare in automatico a sinistra un meccanismo. Uno dei primi atti che compie è interrompere il procedimento amministrativo di cui parlavamo prima, compresa l'aggiudicazione della gara, tra l'altro esponendo la Repubblica Italiana a un potenziale rischio di risarcimenti. Poi adesso qui non facciamo tutta la storia di quella parte lì, ma la gara era stata aggiudicata. Quindi insomma è sempre stata questo tema, nella Seconda Repubblica almeno, è molto divisivo sul piano politico e queste divisioni non si sono mai sanate, questa è la verità. Sì, chiaro. Diciamo che raggiungono forse un po' il culmine nella stagione oggettivamente, diciamo, schleiniana, nel senso che ci si definisce proprio per antitesi, no, rispetto, e quindi il ponte diventa Certo. un po' il Moloch, diciamo. Ti volevo dire questo, invece, passando all'altro tema, qualcosa è successo, no? Anche rispetto a quello status quo che descrivevi prima, no? Di fatto di riti, di luoghi del deep state da cui bisogna sempre passare, che spesso diventano luoghi di eterno rinvio, eccetera, eccetera. La riforma della giustizia approvata in via definitiva si può interpretare anche come una reazione, un tentativo della politica di superare queste, che a volte diventa un impasse oggettiva? Dunque, io sono un po' refrattario a chiamare la norma approvata definitivamente ieri con la definizione riforma della giustizia. In realtà quanto è passato ieri in Parlamento fa essenzialmente la separazione delle carriere e tra magistratura che indaga e quella che giudica, e un meccanismo diverso di elezione dei membri del Consiglio Superiore che passano, diciamo, dal voto al sorteggio. Se questa è una riforma della giustizia, io non lo so, non sono tanto convinto. Certamente la separazione delle carriere, che in moltissimi paesi d'Europa esiste, e che per esempio in Francia, dove esiste, non ha certamente impedito di mandare in prigione un presidente della Repubblica come Sarkozy. No, perché noi qui ragioniamo, in Francia c'è la separazione delle carriere e
che Sarkozy è finito in prigione, era 10 giorni fa. Tra l'altro dopo una sentenza di primo grado. Oppure in Portogallo, dove esiste la separazione delle carriere, di far dimettere un primo ministro, anche se poi la vicenda era molto meno grave, ma comunque il primo ministro si è dimesso, o di fare le indagini sulla moglie del capo del governo spagnolo, altra nazione in cui esiste la separazione delle carriere. Di certo questo è un punto nella violentissima dialettica tra magistratura e mondo politico degli ultimi 30 anni, ed è un punto che, se verrà confermato dal referendum, segna una, mettiamo, rivincita della politica, possiamo metterla in questi termini. Mi sembra ragionevole metterla in questi termini. Certo. Ci fermiamo solo 30 secondi per un mini spot e torniamo subito con Roberto Arditi. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci tornati a Parlando Liberamente con Roberto Arditi, editorialista del Tempo, tra le altre cose, con cui stavamo affrontando sono molto d'accordo con la tua immagine, devo dire, l'abbiamo detto anche qui, anche ieri nella mia pillola, del giorno, è quantomeno una riforma incompleta. A me piacerebbe molto ci fosse la responsabilità civile vera dei magistrati, per esempio, ma comunque tu hai affrontato il primo tassello, quello della separazione delle carriere. Il secondo, quello del sorteggio per i 2 CSM che si vengono a creare, obiettivamente innescano una conseguenza non secondaria, no? Cioè rompe il meccanismo delle correnti. È questo che, come dire, poi genera la reazione che stiamo vedendo forte dalla NMN in giù, insomma, no? Dalla corporazione che viene toccata in qualche modo. Beh, di certo col meccanismo del sorteggio la composizione del consiglio dei 2 consigli superiori, che comunque poi, anche una volta formatisi con sorteggio, a seconda dell'inclinazione, delle opinioni di pensiero, politica, di idee sulla giustizia degli eletti per sorteggio, torneranno a dividersi in gruppi che assomigliano a delle correnti, ma io questo non lo considero di per sé negativo. Ci sono le correnti all'assemblea di condominio, figurati se non ci possono essere al consiglio superiore o ai 2 consigli. Quello però che diventa più difficile è che, mentre adesso le organizzazioni, interne, con i voti riescono a pilotare comprensibilmente attraverso il voto la composizione del consiglio superiore, qua essendo per sorteggio tu non puoi sapere prima come viene fuori il CSM, no? E allora ecco che tutto il meccanismo che è un meccanismo alla fine politico e di consenso, che c'è dietro il voto per l'elezione al CSM, con tutte poi le ricadute, perché ovviamente quel voto, come in tutte le organizzazioni umane, costruisce delle gerarchie e dei percorsi che poi si riverberano anche sulle decisioni del Consiglio stesso. Ecco, tutto questo meccanismo qua viene meno, o in larga parte viene meno, perché le persone che andranno nei consigli, nei 2 consigli superiori, essendo scelte per sorteggio, non hanno, motivo di riconoscenza verso nessuno. La mettiamo così? Mi pare abbastanza chiara, e comunque è un cambiamento non secondario, non secondario. Tutto questo, giustamente tu citavi il referendum, perché questo abbozzo di riforma, definiamolo così, segue un percorso, impattando su una norma costituzionale, segue il percorso previsto dalla Costituzione, quindi non essendoci stati la maggioranza dei 2/3, si va a un referendum consultivo. La domanda è perché si innalzano già alte grida sulla Costituzione in pericolo per un abbozzo di riforma che segue un percorso costituzionale? Cioè non è l'ennesimo controsenso?
Sì, adesso c'è una specie di riflesso automatico a sinistra da qualche anno a questa parte, cioè qualunque cosa fatta a destra minaccia la democrazia e tradisce la Costituzione. È diventato talmente, diciamo così, ripetitivo questo richiamo che ha anche oggettivamente perso di forza, perché se tu lo fai 3 volte a settimana, allora no, insomma, lo dice anche il proverbio che se gridi a gridare al lupo, poi alla fine non ti crede più nessuno se il lupo c'è ogni volta dietro l'angolo. Quindi in realtà il processo italiano è un processo di elevatissimo coinvolgimento non solo istituzionale, 4 voti in Parlamento, ma anche del popolo italiano, perché il fatto che una questione così seria, ma in fondo anche abbastanza tecnica, se vogliamo essere, va proprio perché modifica costituzionale al voto degli italiani, è veramente l'apoteosi dell'espressione democratica che più di così non si potrebbe inventare. L'altro elemento da tenere presente è che questo referendum, diciamo quasi certamente a marzo del prossimo anno, quindi tra pochi mesi, stiamo parlando di 5-6 mesi, è la gigantesca prova generale delle prossime elezioni politiche, parliamoci chiaro. Non c'è dubbio. E come dire, da questo punto di vista, come vedi lo stato di forma delle forze in campo, via? Io sono molto schietto in questo. Io sono convinto che vincerà il fronte che si oppone all'abrogazione della norma. Sì. Perché credo che il clima italiano ormai sia quello. Non credo a un distacco clamoroso, ma credo che la riforma, così come è passata in Parlamento, troverà la conferma nel momento del referendum. E io di questo sono oggettivamente convinto. Poi ci ritroviamo qua il lunedì dopo il voto e ne parliamo. Sì, anche perché tra l'altro gli italiani si espressero già, no, su alcuni snodi della giustizia, tra cui anche la famosa responsabilità civile, poi in quel caso come Tra dire... l'altro qui non c'è quorum. Tra l'altro qui non c'è quorum, quindi è come dire un voto in più, una battaglia politica vera, ecco. Chi c'è. Sì, questo è bene anche ricordarlo, diciamo. Faccio un passo indietro, ma perché mi interessa questo aspetto, no? Allora, per come è andata finora, diciamo, pezzi di magistratura, appoggiandosi alle caratteristiche del sistema così come le abbiamo descritte, volevo chiederti se si può dire che abbiano provato a esercitare un'attività di controgoverno, nel senso che io alla faccenda del ponte aggiungo il dossier Albania, che è stato obiettivamente ogni volta svuotato di senso da iniziative prese da un pezzo di magistratura e coinvolge comunque un altro asse di una politica di governo, no? Il modo con cui si affrontano i flussi migratori contemporanei. Non si può non nominare, diciamo, qui poi l'elefante nella stanza, il fatto che l'11 dicembre il ministro Salvini riaffronterà un giudizio sulla famosa questione Open Arms dopo la soluzione in primo grado, cioè una delle storture è stata anche il tentativo di un'attività di controgoverno. Io qui esprimo la mia opinione ed è che la battaglia dentro i sistemi democratici tra i poteri dello Stato è questa. È così in tutto il mondo, è così in tutti i sistemi democratici ed è una battaglia. Quindi tutto questo non mi sorprende. Cioè, i poteri dello Stato hanno opinioni non sempre coincidenti e usano tutti gli strumenti che hanno per fare valere le proprie. Succede così, noi lo vediamo per esempio su quando facciamo un altro esempio americano, quando la Casa Bianca manda reparti, diciamo, di polizia militare ad eseguire gli ordini del governo federale sulla espulsione dei migranti clandestini e anche la sicurezza in alcune grandi città, quasi sempre o forse sempre con sindaci e governatori di colore opposto al governo federale, le autorità locali cercano tutti gli strumenti per opporsi legalmente alle scelte del governo federale. È una battaglia in corso a Chicago, New York e così via. Cioè, questa è la battaglia tra i poteri nei sistemi democratici. Ce la teniamo così, mi verrebbe da dire.
prima che porci, secondo me, la domanda se è giusto, se supera i limiti, molte volte sono anche stati superati, per carità, però diciamo così, questo fa veramente parte del gioco. Sì, no, è chiara la tua. Se no, l'alternativa a tutto questo gioco delle parti, a volte anche durissimo, che a volte diciamo colpisce anche fortemente persone l'alternativa è il sistema russo, dove questo scontro tra poteri dello Stato non c'è, perché il potere dello Stato è uno solo. Io tutto sommato preferisco il nostro scontro tra poteri. No, Dio ce ne scampi assolutamente, come dire, alla larga, ben alla larga. Ecco, andando su un altro piano, no, ma è sempre scomodando una grande battaglia politica in questo momento continentale. Volevo parlare anche di Europa con te, perché secondo me nei giorni scorsi è successa una cosa abbastanza clamorosa, ma anche proprio da un punto di vista del principio di non contraddizione, cioè della logica formale, no? La riassumo con un virgolettato che è stato molto rimbalzato ovviamente di Ursula von der Leyen, che sostanzialmente ha detto le nostre politiche sulla transizione green hanno fatto gli interessi della Cina, detto da Ursula von der Leyen, che poi sostanzialmente però poi in parallelo ha detto che comunque bisogna di fondo mantenere l'obiettivo della transizione green, rilanciare su alcuni fronti, anche accelerare, cioè non ha messo in discussione a monte. Allora volevo chiederti, uno, se è stata una confessione tardiva, un sussulto di coscienza, e due, perché poi non se ne ricava la conseguenza decisionale? Ma insomma, io non sono tra i grandi estimatori di von der Leyen, perché credo che nella stagione precedente, quando sotto di lei c'era una, chiamiamola maggioranza, anche se al Parlamento europeo le cose funzionano un po' diversamente che nei parlamenti nazionali, ma insomma sotto di lei c'era un raggruppamento politico che la sosteneva, che dal centro andava verso sinistra, lei era tutta su quella impostazione lì. Nel passare degli anni e nel crescere di consensi le forze che da centro vanno verso destra, von der Leyen ha anche allo scopo, forse innanzitutto allo scopo, di mantenere il suo preziosissimo e posto di grande potere, ha cominciato a criticare la stagione precedente di cui lei era stata il massimo interprete. Allora a me questo modo qua di fare sinceramente non piace. Mi sarebbe per esempio piaciuto, ma non ne abbiamo traccia, che ogni tanto invece di farci la lezioncina tipo quella che tu hai riassunto, von der Leyen dicesse: ho sbagliato, non in modo vago, ma dritto per dritto. Perché siccome quando vuole dire le cose dritte per dritto, tipo sul tema del Rearm Europe, che poi per fortuna ha cambiato nome, anche se io credo che quella operazione l'Europa deve farla, quando von der Leyen vuole parlare dritto per dritto lo fa, certo. Allora io sono ancora qui che aspetto da alcuni mesi che ci dica ho sbagliato. Sono 2 parole, non è che non è tanto lungo il discorso, è brevissimo, ma non mi sembra che l'abbia mai pronunciata. E allora tutto diventa un po' stucchevole, no? Perché allora suona un po' opportunistico il giochino, quindi mi piace un po' meno. Sì, certo. Un'altra diciamo isteria un po' contraddittoria è quella, no, sulla famigerata politica dei dazi di Trump. Ora, al netto delle ovviamente asperità linguistiche non solo del personaggio, no, ma al di là del personaggio, io noto che non c'è l'apocalisse dei dazi, non c'è in America, dove peraltro la stessa inflazione rimane sostanzialmente stabile. L'export italiano è aumentato recentemente verso gli Stati Uniti. Tutto questo nonostante l'Unione Europea abbia dei dazi anche più alti, no, rispetto a quelli che Trump da cui è uscito sul recente accordo con la Cina. Cioè, voglio dire, come si spiega il contrasto tra l'isteria e la realtà, e cos'è davvero questa politica? Comunque a me viene da sorridere su questo tema. Primo perché io nel mio piccolo ho fatto una scommessa che è questa, ma che ripropongo qua, e anzi ritroviamoci qua. Io sostengo
diciamo da quest'estate, quindi facciamo luglio 2025 Sì. o giugno o maggio, scegli un mese della tarda primavera, che il totale delle esportazioni italiane presso negli Stati Uniti a 12 mesi da quella data, tipo giugno 25, giugno 26, non saranno calate significativamente o magari addirittura aumentate. Quindi che noi a un anno verificheremo che tutto il CINZ, ti ricordi quando 3, 4, 5 mesi fa si leggevano stime tipo calo del 50% delle esportazioni, tutta questa roba qua. Altro che. Secondo punto, qualcuno mi dovrebbe spiegare, ma finora non ho trovato nessuno, ma se salta fuori ne sono felice. Per quale motivo? Se Trump parla di dazi, viene giù il mondo a chiacchiere, non nella realtà, tant'è vero che le borse viaggiano a 1000, e se invece Mario Draghi fa nel suo intelligente e raffinato report una pesantissima invettiva contro i tanti dazi esistenti tra paesi dell'Unione Europea e mai eliminati, tutti scattano nell'applauso all'unisono. Lo scrive Draghi, non tu o io. Cioè Draghi nel suo report dice una delle partite più importanti è che i paesi europei tra loro pongano fine alle enfi, piccole, medie, grandi condizioni, diciamo, di dazi interni che sono tuttora in vigore perché ogni paese prova a difendere questa o quella produzione dagli altri paesi europei. Allora, dai, i dazi sono uno strumento antichissimo che regolano, che intervengono sui commerci per mille ragioni, a volte giuste, a volte sbagliate, eccetera, eccetera. Se sono lì con le loro varie versioni da innumerevoli secoli, una ragione ci sarà, o no? Direi di sì. Tra l'altro, una cosa che ho notato abbastanza, secondo me, che è stata abbastanza divertente, sai che si è fatto molto rumore sullo spot di Reagan, no? Che ha mandato il Canada, il famoso discorso di Reagan contro i dazi in nome della libertà. Però quel discorso avveniva, cioè si è omesso di dire che Reagan lo tenne per giustificare il fatto che però in quel momento stava mettendo dei dazi al Giappone, accusato di concorrenza sleale. Cioè, magari ce lo puoi riepilogare, perché non è passato così tanto nel dibattito. Scusa, prendo questo punto giustissimo che tu evidenzi e faccio un piccolo esempio di storia industriale italiana. Quando l'industria automobilistica italiana, che poi a un certo punto diventa un'unica azienda, ma che in origine non lo era, perché Alfa Romeo aveva una sua storia, Lancia aveva una sua storia, Fiat aveva una sua storia e così via. Quando l'industria automobilistica italiana era quello che era, e in particolare, adesso il numero esatto non lo ricordo, ma aveva tipo il 70% del mercato italiano, era un mondo nel quale, primo, a parte che non c'erano le automobili cinesi, ma c'erano quelle giapponesi. Ma guarda un po' che quelle giapponesi e anche quelle americane non si potevano importare oltre un numero piccolissimo di auto all'anno. Tanto è vero che nel mondo degli anni 80-90, cioè gli anni nei quali io ho preso la patente, in quegli anni là, se tu volevi una macchina americana, c'erano pochissime agenzie che erano quelle incaricate dell'importazione delle macchine americane, la cui immatricolazione, spesso anche per le dimensioni, era complicatissima in Italia e in Europa. Cioè noi avevamo costruito un sistema per cui proteggevamo la produzione italiana impedendo di fatto, ma alla Toyota, di vendere le macchine in Italia. C'erano addirittura dei contingenti, cioè per esempio i giapponesi potevano vendere in Italia X macchine all'anno. Vendute quelle macchine, finiva e se ne riparlava l'anno successivo. Trump è un dilettante, diciamo. Era quello lì il mondo, era quella la ragione per cui adesso nel tutto il mondo cambiato sul fronte dell'automobile, il risultato guardato dal punto di vista dell'industria è che l'industria automobilistica italiana è morta. Ora, io non dico che si debba lottare contro l'apertura dei mercati, ma non posso dire che sono contento della morte dell'industria automobilistica italiana, perché chi lo dice è un pazzo.
Sì, tecnicamente è così. In chiusura volevo chiederti un giudizio su la quadra, diciamo, ottenuta nell'incontro degli incontri, no? L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, che più che un accordo epocale pare una tregua, diciamo, che però ha degli elementi, appunto, la Cina si è impegnata a comprare la soia americana, agire sul fentanyl, Trump ha abbassato i dazi, ma qual è secondo te il bilancio di quella faglia di tensione che è, no, quella principale, no? Perché se uno risolve quella, io credo che a cascata, Ucraina compresa, poi vadano a posto altre cose. Secondo me si sono messi d'accordo, per quello che posso capire io, su tutte le materie su cui avevano un interesse molto solido per mettersi d'accordo, e l'hanno fatto. Rimangono fuori da questo accordo però temi enormi e sui quali è difficilissimo che americani e cinesi si mettano d'accordo. Per esempio il fatto che, a mio avviso, la Cina tifa per la prosecuzione della guerra in Ucraina e per la tensione in Medio Oriente. Due fronti sui quali la non soluzione dei problemi aiuta dal punto di vista geopolitico la Cina e tiene impegnata la Casa Bianca su fronti diversi da quello dell'Oriente. Quindi io credo che nella sostanza, e non solo in termini di chiacchiere, ma in realtà la Cina esercita il suo potere di influenza, che è grande, non aiutando la soluzione né dell'uno né dell'altro dossier. E questo è un punto non da poco, No, che ci porteremo dietro per anni. Indubbiamente. E diciamo che comunque è un punto che dimostra che, fatto salvo tutte le premesse, i possibili distinguo, è meglio avere in questo momento Donald Trump alla Casa Bianca di Kamala Harris, ma questa è una mia sentenza finale. Senz'altro, su questo senza ombra di dubbio alcuno, è che noi più ci teniamo vicini agli americani e meglio è. Assolutamente, sottoscriviamo, e mi pare una affermazione ideale con cui chiudere. Io ti ringrazio molto come al solito della tua disponibilità. Giovanni, buona giornata, un saluto a tutti. Buon lavoro, a presto. Ciao.